Tutti insieme, uniti contro la criminalità. A Monte di Malo la comunità si compatta e il sindaco chiama a raccolta tutti i cittadini di buona volontà per affrontare l'ondata di furti che ha colpito il paese. L'appuntamento è lanciato per questa sera nella scuola media di Via Europa. Ci riuniremo come comunità per cercare di dare una mano alle forze dell'ordine in quello che definirei un controllo di vicinato spinto, cercando di settorializzare il nostro territorio, mappandolo e riuscendo a coprirne ogni angolo. All'appuntamento coi cittadini parteciperanno anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza. Obiettivo: organizzare i controlli del territorio con i cittadini che dovranno, in caso di situazioni sospette, allertare le autorità competenti, secondo le linee e i criteri previsti nel protocollo stipulato dalla Prefettura. Il sindaco riceve sollecitazioni da parte della propria collettività e questo è il motivo per il quale lui ha sentito il dovere anche di rappresentare ai cittadini quello che sta accadendo nel suo comune. Intanto però le forze dell'ordine hanno già alzato i livelli dei controlli, intensificando i pattugliamenti nella zona di Monte di Malo. Ovviamente adesso si intensificherà con mirati servizi proprio finalizzati all'individuazione degli autori dei reati. E proprio nell'ambito del potenziamento dei controlli, i carabinieri hanno impiegato diverse pattuglie per vigilare il centro storico di Monte di Malo, ma anche di Schio, con 216 persone identificate e 184 veicoli controllati. Ringrazio il prefetto, il questore, il comando dei carabinieri che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli e stanno pattugliando Monte di Malo a tappeto. Questo ci consentirà, a mio avviso, di avere dei buoni risultati e mi auguro di ritornare a vivere le nostre abitazioni come le abbiamo sempre vissute.